minacciati spinti contro una vetrina e uno colpito con un pugno in pieno centro a Padova. Le volanti hanno subito bloccato 3 giovani aggressori, tra cui un minorenne, denunciati per tentata rapina. Tragedia questa mattina a San Martino Buonalbergo, dove un 61enne è morto soffocato per strada mentre mangiava una brioche. Si è sentito male, inutile il tentativo di rianimazione. Va a Bruscandoli ma non rientra a casa. Notte di ricerca. Danone Veneto ritrovato senza vita in una canaletta, ex insegnante di 77 anni. A Maiano, nell'Udinese, l'addio al bimbo di 14 mesi morto improvvisamente. Lutto cittadino in 2 comuni. L'abbraccio a papà e mamma, rugbisti a lungo in forze alla Villorba. Elettricità e gas, previsti aumenti nelle bollette di marzo fino al 20%, l'allarme delle associazioni di categoria, ulteriore mazzata per le imprese. Per Confartigianato e CGA servono interventi urgenti. Seggi in allestimento in scuole e palestre per il referendum sulla giustizia, urne aperte da domani mattina alle 7, al voto 3.750.000 veneti. Ieri l'allarme in piazza Matteotti a Vicenza per il rischio cedimento di una parte dell'antico palazzo del territorio dopo una notte di lavori. Oggi l'edificio è stato messo in sicurezza. Furto nel Bellunese, poi il ritrovamento dei veicoli rubati. I carabinieri ritrovano lo zaino di un bimbo di 7 anni che li ringrazia con una lettera e i disegni di tutta la classe. Domani in diretta su Antenna 3 l'addio a Pontida al fondatore della Lega Umberto Bossi, prima edizione anticipata alle 11:30, la cerimonia a partire dalle 12. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano con quanto accaduto in pieno centro a Padova. 4 ragazzi minacciati, spinti contro una vetrina, uno colpito con un pugno. Le volanti hanno immediatamente bloccato i 3 giovani aggressori, tra cui un minorenne. Sono stati denunciati per tentata rapina. Pugni e spinte per farsi consegnare i soldi. Vittime dell'aggressione avvenuta in pieno centro a Padova in via Roma, 4 ragazzi tra i 19 e i 20 anni. L'intervento tempestivo delle volanti della polizia ha permesso di bloccare subito i responsabili, prevenendo così conseguenze peggiori. Autori della violenza 3 coetanei che hanno avvicinato le vittime con il pretesto di chiedere indicazioni stradali, per poi assumere un atteggiamento sempre più aggressivo. I malviventi hanno cercato di estorcere 10 euro a testa alle vittime, ostacolandogli la fuga, afferrando uno dei giovani per il braccio e spingendo gli altri contro una vetrina di un negozio. Grazie alla prontezza delle vittime che hanno contattato il 113, le volanti hanno intercettato i 3 pochi minuti dopo in corso Umberto I. Si tratta di 2 italiani di 17 e 19 anni e di un senegalese di 22 anni, tutti denunciati per tentata rapina aggravata in concorso. Accertamenti successivi hanno evidenziato precedenti significativi. Il 22enne senegalese era già stato condannato a più di 2 anni per 2 rapine commesse vicino alla stazione degli autobus di Padova. Il minorenne invece era noto per far parte di una baby gang responsabile di rapine e resistenza pubblico ufficiale. Alla luce della gravità dei fatti e del rischio sociale, il questore di Padova Marco Odorisio ha disposto 8 misure di prevenzione, 3 da CUR con il divieto di accesso ai locali pubblici del centro per 3 anni, 3 DASPO fuori contesto da 3 a 5 anni e 2 avvisi orali per i soggetti più pericolosi. Ancora truffe ai danni di un anziano, questa volta il responsabile, un 32enne, è stato bloccato ad Este, aveva agito con la tecnica del finto carabiniere. Lo convincono di avere soldi falsi in casa e lo spingono a consegnare contanti per evitare guai giudiziari, ma la truffa viene scoperta in tempo e il responsabile finisce in manette. I carabinieri, con il supporto della polizia locale, hanno arrestato in flagranza ad Este un 32enne della provincia di Caserta, accusato di truffa pluriaggravata in concorso ai danni di un anziano. Tutto è iniziato attorno all'ora di pranzo, quando un 82enne del posto ha ricevuto una telefonata da finti carabinieri, impegnati, a loro dire, su indagini su banconote false. Raggirato dal racconto, l'anziano ha confermato di avere denaro in casa, accettando una presunta verifica da parte di personale in borghese per evitare conseguenze penali. Poco dopo si è presentato un giovane a bordo di un'auto nera. L'anziano gli ha consegnato 1.000 euro in contanti. Sempre guidato al telefono dai complici, è stato poi convinto a recarsi all'ufficio postale per prelevare altri 5.000 euro, accompagnato dallo stesso uomo. Determinante è stato l'intervento del fratello della vittima, che, insospettito dall'agitazione e dai movimenti, ha allertato i carabinieri. I militari
militari hanno subito compreso la situazione, ritracciando l'anziano proprio all'ufficio postale, disorientato ma intenzionato a completare il prelievo. A quel punto è scattato il piano. Assistito anche dal personale in borghese della polizia locale, l'uomo ha finto di seguire le istruzioni dei truffatori, preparando una busta per la consegna. Quando il giovane si è ripresentato per ritirare il denaro, è stato bloccato dai carabinieri. La perquisizione ha permesso di recuperare i 1.000 euro sottratti poco prima, restituiti alla vittima. Il 32enne incensurato si muoveva con un'auto a noleggio ed è stato trovato in possesso di 2 cellulari ora sequestrati. Il giudice ha confermato l'arresto, disponendo l'obbligo di dimora nel comune di residenza, la presentazione alla polizia giudiziaria e la sospensione dell'assegno di inclusione. Tragedia questa mattina in pieno centro a San Martino Buonalbergo, dove un 61enne è morto soffocato per strada in via Nazionale. L'uomo era in auto con il fratello e la cognata quando, dopo aver addentato una brioche, si è sentito male. Il conducente è accostato all'altezza di una farmacia ed è sceso a chiedere aiuto. A nulla è servito l'intervento del personale del negozio, che ha provato a rianimarlo con il massaggio cardiaco e con il defibrillatore, né quello del suo M118 giunto poco dopo con un'auto medica. L'uomo purtroppo è spirato. Una comunità in lutto, quella di Maniago, che piange Carlo Chiodini, 44 anni, morto travolto dai massi sul Monte Bianco. I familiari sono volati in Francia per raggiungere la vittima. Sentiamo. Cioè non ci sono parole, ecco, non ci sono proprio parole. A Maniago oggi è difficile trovare le parole. La notizia della scomparsa di Carlo Chiodini, 44 anni, ha lasciato un vuoto in tutta la comunità. I genitori, Carolina e Giancarlo, insieme alla sorella Raffaella, nelle scorse ore sono partiti per la Francia per raggiungere Carlo, rimasto travolto da una scarica di massi e pietre che si è staccata giovedì dalla parete del versante francese del Monte Bianco. Carlo era nato e cresciuto a Maniago, dove aveva frequentato il liceo scientifico Torricelli, poi gli studi universitari a Trieste e un master alla Bocconi. Negli ultimi anni aveva scelto di vivere a Pieve di Cadore, dove stava realizzando un sogno, ovvero quello di diventare una guida alpina. Era a pochi passi per completare il percorso che lo avrebbe portato sulle montagne, con il ruolo che tanto desiderava. Dispiacere grandissimo, perché io me lo ricordo ancora quando lavoravo, che lui veniva, la mamma, la signora, e dunque è rimasto proprio una grossa delusione. Quando l'ho saputo ieri mattina, veramente mi è caduto il mondo addosso. Ecco, conosco i signori, persone molto riservate, ecco. Chi lo conosceva lo ricorda come Carletto, il ragazzo del quartiere, sempre presente tra amici e vicini, con un sorriso pronto e una parola gentile. Ora, mentre la notizia si fa più reale, il dolore si mescola all'incredulità. Una vita spezzata così all'improvviso, lasciando un'intera città a fare i conti con il silenzio di chi ora non c'è più. Un grande dispiacere, ecco, stavo proprio pensando adesso, che il pensiero è quello. Pensare a quello che, appunto, avendo l'età di una delle mie figlie, non so cos'altro dire. Mi spiace, sono vicinissima alla famiglia, perché mai un genitore vorrebbe perdere prima il figlio. Era uscito di casa per andare a raccogliere bruscandoli nei campi vicino casa, ma non è mai tornato. Sarebbe stato colto da un infarto. Daniele Zovatto, professore in pensione di 77 anni. Il dramma scoperto nella notte. Il 77enne è stato ritrovato senza vita dai carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118 a pochi metri da casa. Il suo corpo era riverso in una canaletta con pochi centimetri d'acqua. Sulle esatte dinamiche dell'accaduto indagano i carabinieri. E torniamo in Friuli Venezia Giulia, a Maiano, dove oggi pomeriggio si sono celebrati i funerali del piccolo Francesco. Ai genitori si stringe anche tutto il mondo del rugby Villorba, dove mamma e papà avevano militato.
Una folla silenziosa, composta e profondamente commossa ha riempito il piazzale e l'interno della chiesa parrocchiale di Maiano per l'ultimo saluto terreno al piccolo Francesco Tommasini, 14 mesi, morto improvvisamente nella notte tra il 16 e il 17 marzo all'ospedale di Udine. Parenti, amici e conoscenti si sono stretti attorno a papà Ilario e mamma Elisa, distrutti da questa immane tragedia che si è calamitata su di loro con la mano avversa del destino, che ha spezzato la gioia più bella, il sorriso del loro bimbo, all'improvviso portato via. All'arrivo del feretro, partito dalla cella mortuaria dell'ospedale di Udine, il silenzio è ancora più presente, mentre il sottofondo del suono cupe delle campane annunciavano la sua entrata nel sagrato antistante luogo di culto. Il comune di Maiano, come quello di Vivaro, paese di origine di papà Ilario, hanno proclamato il lutto cittadino, con bandiere a mezz'asta, mentre le attività commerciali presenti lungo la via della chiesa hanno chiuso per rispetto verso la vittima e i suoi familiari. Al termine della funzione religiosa, il viaggio verso la destinazione finale terrena, il vicino Camposanto, dove il piccolo Francesco riposerà accolto nella pace perenne. Elettricità e gas, previsti aumenti nelle bollette di marzo fino al 20%, l'allarme delle associazioni artigiane che denunciano un'ulteriore mazzata per le imprese. Confartigianato della Marca chiede alla politica scelte precise per incrementare l'autoproduzione di energia. Oltre ai carburanti, anche le bollette di luce e gas del mese di marzo vedranno rispetto al mese precedente un aumento stimato da Confartigianato in circa il 18-20% per il gas ed il 21-24% per l'energia elettrica. Sono ulteriori mazzate per le imprese che di fatto tra gasolio, benzina, gas e corrente elettrica non ce la fanno più. Nell'incertezza del quadro geopolitico servono, secondo Confartigianato, politiche a breve ma anche a medio e lungo termine per mettere al riparo le imprese, puntando soprattutto sull'autoproduzione e l'autoconsumo di energia con il fotovoltaico. Il ruolo delle imprese è il solito, l'imprenditore si mette a disposizione del sistema paese se ne intravede anche, mi spiace dirlo perché qua si parla sempre del dio denaro, ma si intravede anche un minimo di convenienza, perché gli investimenti costano e quindi gli investimenti devono avere dei ritorni. Qui il ruolo lo deve avere la politica, deve fare delle scelte, ok? Faccio l'esempio che sono sicuro in tanti condividono. Avessimo investito nelle fonti rinnovabili tanto quanto abbiamo investito in Prosecco, probabilmente adesso avremo delle bollette meno care, almeno per i cittadini. Preoccupazione espressa anche dalla CGA di Mestre. Bene le misure per contenere il caro carburante, ma il taglio di 20 centesimi al litro non basta se si tiene presente che da inizio anno il diesel è comunque aumentato di 34 centi al litro. Situazione di grande difficoltà per gli autotrasportatori, ma anche per tassisti, bus operator, NCC e agenti di commercio. In tutto oltre 29.000 attività in Veneto, 5.400 nella Marca. Da qui la richiesta di misure urgenti a livello europeo che permettano ai Paesi membri di sterilizzare in modo strutturale la componente fiscale dei prodotti energetici, senza così compromettere l'equilibrio dei conti pubblici. Costi aumentati anche per quanto riguarda l'agricoltura dopo lo scoppio della guerra in Medio Oriente. Il presidente di Coldiretti Vicenza lancia un appello all'Unione Europea per abbassare i prezzi. 4 anni fa Russia e Ucraina, oggi anche Stati Uniti e Israele contro Iran. Le guerre fanno morti, provocano danni materiali ed economici anche a largo raggio. Tra i settori in difficoltà c'è l'agricoltura, che paga andamenti dei prezzi schizofrenici. Purtroppo siamo in una fase in cui i prezzi alla produzione dei prodotti agricoli scendono e i costi aumentano, quindi ovviamente mette un po' a rischio quella che è la struttura economica delle aziende agricole. Bene il taglio delle accise, è stata fatta anche una misura di credito d'imposta per il settore pesca, sarebbe auspicabile che questo credito d'imposta fosse allargato anche a tutto il comparto agricolo.
In merito ai fertilizzanti e agli antiparassitari richiestissimi in questo avvio di stagione produttiva, sono le stesse norme comunitarie ad essere contraddittorie. Da una parte si limita l'utilizzo dei concimi organici naturali, quindi quelli prodotti dalla zootecnia, e quindi si è costretti ad andare a reperire fertilizzanti che sono di provenienza da tutti i paesi extra-UE. In più è stato aggiunto un autodazio che si è autoimposto dall'Europa sulla produzione di fertilizzanti per i paesi di fuori dall'UE. Sommato al rincaro ovviamente manda fuori in mercato le aziende agricole che ovviamente per produrre devono anche pur dar da mangiare anche alle piante e concimare insomma i campi. Nella catena che dal produttore arriva al consumatore, chi ci guadagna sta purtroppo da un'altra parte. Gli anelli più deboli della catena sono i consumatori e i produttori agricoli e viviamo in un contesto in cui vedremo i prezzi aumentare, diciamo, sui banconi, sui mercati e nei supermercati, e dall'altra parte i prezzi agricoli che invece continuano a scendere. Stava tornando a casa da Asiago al volante della sua auto quando si è scontrato contro un cervo. Paura per il giornalista Gerardo Rigoni. Stavo scendendo con la mia famiglia verso Tiene, nel tratto del provinciale del Costo, tra Trescheconca e la Barricata, improvvisamente è uscito un cervo grosso, un maschio probabilmente di 4-5 anni, che ho investito praticamente al volo perché stava saltando il guardrail e quindi me lo sono trovato davanti praticamente in volo. Tanta paura per Gerardo Rigoni, corrispondente del Giornale di Vicenza, che si è trovato davanti un cervo mentre era al volante del suo SUV sulla strada del Costo. Tutto è successo in una manciata di secondi. Rigoni non è riuscito a evitare l'impatto con l'animale, che ha colpito anche una seconda auto che proveniva dal senso opposto di marcia per poi scappare verso la montagna. E davvero le conseguenze potevano essere molto serie. L'airbag è scoppiato, l'ha buttato verso terra, verso la strada. Si è rialzato, ha corso, ha impattato contro un'altra auto che stava transitando e poi è fuggito in mezzo al bosco. Avessimo avuto una macchina più piccola, più un utilitario o qualcosa di questo genere, sicuramente le conseguenze sarebbero state peggiori. La mente corre a quanto accaduto lungo l'SPV a Colceresa lo scorso 10 marzo, quando un 57enne di Pove del Grappa ha investito un cervo improvvisamente balzato in pedemontana, uccidendo la bestia e rimanendo gravemente ferito, tanto che si trova ancora ricoverato in ospedale. Episodi che, soprattutto negli ultimi tempi, si verificano più di frequente rispetto al passato, conferma Rigoni. I numeri anche rilasciati dalla Polizia Provinciale recentemente nei dati del fine anno mettono in risalto proprio l'incremento di investimenti di animali. L'accaduto è stato denunciato alla Polizia Provinciale. Nei prossimi giorni andranno a perlustrare la zona dove è avvenuto l'incidente. Per accertarsi che l'animale magari non si sia allontanato per poi dopo magari andare a morire in bosco per le ferite riportate. Anche per una questione igienico-sanitaria, per non richiamare sul posto altri predatori. A Vicenza, ora dopo una notte di lavori febbrili, l'edificio antico di Palazzo del Territorio è stato messo in sicurezza dopo l'allarme appunto che c'era stato ieri in piazza Matteotti per il rischio cedimento. Piazza Matteotti, tornata alla normalità, appare così, con lo svolgimento regolare del mercatino e il ripristino integrale della viabilità. Una situazione ben diversa a distanza di poche ore. Solo ieri sera la zona a ridosso del Palazzo del Territorio era stata improvvisamente evacuata e imposto un blocco tassativo al traffico per il rischio di cedimento di una parte del muro perimetrale dell'antico edificio a seguito degli interventi di riqualificazione. Si è riscontrato un anomalo distanziamento di alcuni elementi delle nuove capriate. L'elemento di base della capriata chiamata catena praticamente spingeva verso l'esterno, aveva creato un piccolo distaccamento ma di pochi millimetri, ma comunque anomalo rispetto al funzionamento di una capriata. Quindi per sicurezza abbiamo prima di tutto messo in sicurezza le persone, quindi evitando che nella zona potessero sostare nei palazzi degli uffici o nei negozi sottostanti o lungo la strada delle persone, per poi andare a valutare insieme agli ingegneri, strutturisti e vigili del fuoco alcuni interventi necessari a consolidare questo elemento della capriata. Mentre i fabbri producevano installazioni
installavano staffe metalliche di rinforzo alle capriate, l'edificio nella notte è stato monitorato costantemente anche con droni. Abbiamo fatto una rete topografica di base per inquadramento dell'edificio, abbiamo fatto un rilievo geometrico tridimensionale di appunto tutto l'edificio per capirne la verticalità dove vogliamo e abbiamo posizionato dei prismi di monitoraggio nella parete che dà su Leva degli Angeli e l'abbiamo monitorati per tutta la notte per capire appunto che non ci fossero spostamenti durante le attività di lavorazione e di consolidamento e questo insomma è stato verificato. Uno sforzo prolungato per pompieri, protezione civile, polizia locale e i tecnici comunali che hanno permesso di far rientrare l'emergenza. Il problema è stato risolto, ma ora è il momento delle verifiche e il completamento dei lavori. Il problema è risolto, ma continuano i lavori sia oggi che domani perché stiamo completando tutte le lavorazioni. Ci siamo concentrati ovviamente in una prima fase sulla messa in sicurezza perché l'obiettivo era riaprire la strada, consentire di riaprire alle attività economiche che insistono su Leva degli Angeli e Piazza Matteotti. Ora ci dedichiamo a tutte le lavorazioni ulteriori per definire e rifinire, diciamo così, le lavorazioni. Referendum sulla riforma della giustizia, seggi aperti dalle 7 alle 23 di domani domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì, oltre 3.700.000 i veneti chiamati alle urne. Si lavora a pieno ritmo per l'allestimento dei seggi per il referendum sulla riforma della giustizia. Sono oltre 676.000 i trevigiani chiamati alle urne per esprimersi sulla legge che modifica 7 articoli della Costituzione. Si vota domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Trattandosi di un referendum confermativo, non serve raggiungere il quorum. Il risultato della consultazione è valido a prescindere dall'affluenza. Per votare è necessario presentarsi al seggio muniti di un documento valido di identità e di tessera elettorale. Seggi allestiti nelle scuole ma anche nelle palestre. È il caso di Casier che per la prima volta ha deciso di allestire i seggi elettorali nelle 2 palestre comunali. Lo scopo, già sperimentato da altri comuni della provincia come ad esempio Zero Branco, è quello di consentire il regolare svolgimento delle lezioni degli studenti. Era da tempo che si andava a cercare di riorganizzarci per non avere i plessi scolastici che per 3 giorni ogni votazione si andava a chiuderli e dunque mettere a disagio 400 famiglie tra Dosson e Casier. Pertanto abbiamo allestito in palazzetto qui a Dosson i 7 seggi e nel palazzetto a Casier i 4 seggi. Novità accolta favorevolmente anche dagli addetti alle operazioni di voto. Per una novità, anche dal confronto con altri presidenti, abbiamo appreso positivamente questa cosa e ci auspichiamo che possa diventare anche, se definitiva, magari sarà un banco di prova abbastanza semplice trattandosi di un referendum e in futuro cercheremo di migliorare. Forse anche un passaggio potrebbe essere anche quello del passaggio magari anche alle caserme, che magari forse in Italia anche ce ne sono anche di chiuse o di poco usate, potrebbe anche essere quella un'idea. Furto a Castion, siamo nel Bellunese, e rinvenimento di veicoli rubati a Casteldardo e nel Padovano. I carabinieri di Trichiana ritrovano lo zaino di un bambino di 7 anni che li ringrazia con una lettera e con i disegni di tutta la classe. Ha solo 7 anni, ma ha voluto dire grazie a modo suo con una lettera e dei disegni pieni di colore. È la storia a lieto fine che arriva da Castion, dove nella notte del 16 marzo era stato rubato un furgone con attrezzi da lavoro e tra gli oggetti anche lo zaino scolastico di un bambino. Proprio quel dettaglio aveva reso il furto ancor più amaro per la famiglia. Ma già la mattina successiva arriva la svolta. I carabinieri della stazione di Trichiana, dopo una segnalazione, intervengono in località Casteldardo per controllare un furgone abbandonato risultato rubato nella stessa notte nel Padovano. All'interno del mezzo, nel cassone, la scoperta, c'è proprio lo zaino del bambino. I quaderni e i libri riportano il suo nome e quello della scuola primaria di Badilette. Grazie al contatto con un insegnante, i militari riescono rapidamente a rintracciare la famiglia. Nel pomeriggio stesso in caserma avviene la riconsegna. Un momento semplice ma carico di emozione. Il bambino riabbraccia i suoi oggetti, finalmente ritrovati. Tornato in classe, decide di fare qualcosa in più. Racconta tutto ai compagni e insieme a loro prepara un ringraziamento speciale per i carabinieri. Una lettera scritta con il cuore e tanti disegni, segno di un affetto sincero e spontaneo.
Il furgone rubato a Castione è stato successivamente recuperato in provincia di Padova, mentre le indagini proseguono per individuare i responsabili. E in questa vicenda, oltre al lavoro delle forze dell'ordine, resta soprattutto la gioia di un bambino e il suo grazie, semplice ma potentissimo. Troppi gatti al cimitero maggiore di Vicenza, l'ENPA propone al comune di mettere il cibo dentro delle casette per il decoro e l'igiene del Camposanto. Anche in pieno giorno, non proprio nella fascia oraria da loro preferita, i gatti fanno capolino fra le tombe e le lapidi del cimitero maggiore di Vicenza. Tanti passanti o frequentatori del Camposanto se ne preoccupano, fornendo loro del cibo in modo disordinato. Altri invece li adescano con bocconi avvelenati. I volontari dell'ENPA propongono una soluzione. Abbiamo richiesto recentemente al Comune la possibilità di installare delle postazioni fisse, 7, su tutta l'area del cimitero, proprio per contenere e controllare il cibo somministrato ai gatti. Con la stagione degli accoppiamenti verso il termine, per una migliore gestione delle sterilizzazioni, i volontari hanno predisposto delle apposite gabbie. Il controllo del cibo è indispensabile per poter sterilizzare, perché per prendere i gatti devono avere fame, se no non entrano nelle nostre gabbie. E qui dentro molti di noi hanno passato giornate della loro vita. La sterilizzazione è fondamentale per calmierare ovviamente il numero dei gatti e rendere possibile la convivenza. Il primo invito è non abbandonare i gatti, qui e in altre zone, per non peggiorare la situazione. Inoltre invito tutti a segnalare se ci sono situazioni in cui vedono bocconi particolari, strani o comunque postazioni fuori controllo, naturalmente avvisarci e se possibile anche un domani noi speriamo e ci auguriamo anche di trovare dei posti adeguati per le degenze, cioè per poter contenere i gatti il necessario prima di liberarli. Chuck Norris, morto a 86 anni, icona del cinema d'azione e mito dei celebri flash virali. In Italia il fenomeno esplose grazie anche ad un giovane padovano che trasformò le battute sul Texas Ranger in un successo nazionale. Chuck Norris, attore noto per essere stato il protagonista di Walker Texas Ranger ed ex campione di karate, è morto all'età di 86 anni. In Italia, tra i primi a ricordarlo, c'è Riccardo Bidoia di Vigonza, che nel 2006, insieme all'amico Massimo Fiorio, aveva trasformato le leggende virali sull'attore in fenomeno nazionale. Il sito, chiamato Roadhouse Kicks, portava in Italia i famosi fax americani, frasi ironiche rapidamente diventate virali prima dell'era di Facebook e Instagram. Come mai siamo legati? Semplicemente perché io insieme al mio amico Massimo Fiorio abbiamo diffuso le sue gesta, vere o meno vere che fossero, nel corso degli anni, quelli che adesso si chiamano meme e all'epoca erano semplicemente facts. Come nascono spesso le idee tra amici, ovvero sparando due cavolate, è venuto fuori una sera ti parlo di gennaio 2006, che erano nati queste battute americane e facevano molto ridere e abbiamo pensato perché non tradurle in italiano e farci un sito. Il sito spopolava, le frasi finivano in radio e dalla popolarità online nascono anche 6 libri, tra i quali Chuck Norris ha il dente del giudizio universale. Ne sono passati di anni da quella geniale idea. Riccardo oggi ha una scuola di improvvisazione teatrale, Wonderform, con sede a Venezia e Padova. Quella che ha fatto scattare in noi la scintilla è Chuck Norris ha contato fino a infinito 2 volte. Da lì ancora fa ridere oggi dopo 20 anni e quindi da lì poi è partito tutto. Semplicemente è stato un periodo in cui abbiamo cavalcato un'onda che ci divertiva tantissimo, non è mai nata come idea di business, è nata più come 2 ventenni o poco più che si divertivano a fare i cialtroni. Domani alle 12 a Pontida, luogo simbolo dei raduni del Carroccio, i funerali di Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord, morto a Gemonia a 84 anni. La nostra prima edizione domani anticiperà alle 11:30, attendendo con servizi e contributi l'inizio delle esequie. Dalle 12 trasmetterà in diretta la cerimonia nell'abbazia di San Giacomo di Pontida, a cui saranno presenti molti veneti, politici, amministratori e semplici
molteplici cittadini che in questi decenni hanno aderito al movimento leghista. Una notizia di sport, ora Matteo Andreoletti, allenatore del Calcio Padova, è stato esonerato ufficialmente dalla società dopo il quarto KO consecutivo, questa volta contro il Palermo in casa. Sulla panchina degli Eugani arriverà Guido Pagliuca, già allenatore di Siena, Juve Stabia ed Empoli. Ed ora una notizia, un comunicato sindacale. Dopo quella del 28 novembre altre 2 giornate di sciopero, il 27 marzo e il 16 aprile, sono state indette dalla Federazione Nazionale della Stampa. Da 10 anni la FNSI chiede alla FIEG il rinnovo del contratto per quotidiani e TV nazionali, che deve essere al passo con i tempi, capace di tutelare anche i precari, spesso costretti a vivere con retribuzioni al di sotto della soglia di povertà. Il presidente Sergio Mattarella ha definito il contratto prima garanzia della libertà dei giornalisti italiani, e questa è la saldatura tra le fondamentali rivendicazioni economiche della categoria e la libertà di informazione. Dal contratto principale deriva quello dell'emittenza radio-televisiva locale Aeranti Corallo, che ci si augura venga rinnovato al più presto, sia per la parte normativa che per quella economica. Noi giornalisti dell'emittenza locale siamo vicini e solidali con la battaglia dei colleghi, perché l'informazione di qualità passa solo da giornalisti professionali e liberi, tutelati correttamente come tutti i lavoratori del nostro paese nei loro diritti e nelle retribuzioni. È tutto dunque, io vi ringrazio per essere stati con noi. Dopo la sigla, come sempre, spazio al nostro meteo con le previsioni del tempo per le prossime ore sul nord-est. Arrivederci.